Io sono a Ricco, da Castello Città di Capitali. Questo giorno vi ho presentato il programma da Castello Città di Capitali in Cosa di Basanda. Momenti in media le cose su scinti, su importanza a me la stessa lingua. Poi questo merito, con amicanze, noi a Surrando, però su grazie a Surrando, su Saposenti, ecco un no, su Castello Città dei Capitali, della importanza a Surrando. Questo merito presentato, si può di Serrai, già. Si vuole Serrai? Grazie. Questo merito presentato su Giasto, del Castello Città dei Capitali. Non posso già su Zardo, che io su Imperato, su Giasto del Castello Città dei Capitali, devo mostrare una cosa che è simile, e che però sa gente, non è la gente, non è la Sardo, no, dove è stata. E ho mostrato che su Sardo si può dire imperato tale di sia cosa. Su Sardo si può imparare poi dalla politica, dall'architettura, dall'urbanistica, oppure dalla musica, si può imparare tutto. E preguntavo a tutto gusto di politica, chi tiene un jazz, ma scalmente gusto su chi si finanza, che punti artista, che punti sardo, preguntato adesso del vai tutto discussioni vai in sardo delle nuove selezioni e in Castello delle nuove selezioni, metà degli italiani e metà degli sardi. Ci punti nazioni, sì? Beh, se lo insegni a Irlanda. Tenenti una lingua e non da imperanta. Non so pensare di usare una infrastruttura primaria che collego su una Sardegna libera, che ho su una Sardegna che pensa ad uno sviluppo che può riportare traballo e felicità a questo di Sardegna piccoli. Gente che nasce in Sardegna e gente che arriva dai Sardegna. Io ho fatto questa azione di politica. Devo preguntare a Ivo Muggia che ha presentato un mail sul programma, devo dare un valore sul programma del Castello Città dei Capitali con su Giasso, tutti si potevano su Piri, su Giasso, c'è Fabio Sala e Scaglietti, e tutti si potevano su dare un valore, ci pregunta se ci due gente che io li nega l'entrata cosa. Ivo, assolutamente. Grazie a Enrico, siamo noi come operatori di questa riguardanza, già che siamo 15 anni, ormai traballando usando in maniera diversa, ma prodotti, editoria e comunicazione. Naturalmente, l'azione mia, la politica culturale mia, dopo tornare a Catania sul programma del Castello Città di Capitali, e con gusto che oggi siamo in noi a donare appoggio, cosa mia, in questo progetto politico. Anche a Luiseo. Quando un nostro cristiano si perde sul mondo e vai a un campo, cambiare su di sé, questa cultura nostra. Sotto coppia non interessa a nessuno.
che noi si volevo presentare, si deve presentare con so, l'ingegneria di questa cultura nostra e con questa diversità di questa cultura nostra, che impari a utilizzare la diversità del suo mondo, ma anche questa ricchezza, questa bellezza, questa varietà, questa cultura del suo mondo. Non ti posso pensare che questa sia una battaglia di retroguardia, come da Punao, di nostalgia, del museo. Questa è una battaglia per il meglio dell'avanguardia politica europea e del suo mondo. Dove insegna il catalano, dove insegna il basco, dove insegna altre etnie e nazioni fuori dai stati del suo mondo, come il Superbè, eccetera, eccetera. Che quindi dovrà andare avanguardia politica e non battaglia del retroguardia e del nostalgia. Questo non è che a Castello, su Sagro, su Sardegna, sta in preno del suo movimento internazionale. Vosaltros su Chiesi, che in Europa, poi avrai a Europa, ogni metro che ha una lingua. Però questa politica degli stati nazionali ha posto premi, è là che non si scioperà una scelta. Ma per pensare che l'Italia, all'interno del suo Stato italiano, c'è le parecchie di lingua minoritaria. Non riconosciuta secondo una legge del suo Stato, sta quattro produce. Anche a Susardo è a posti dell'italiano, sa lingua più faidata all'interno del suo Stato italiano. Tutto questo così che Castello, Susardo e Sardo sono stati all'interno di questo movimento. E noi pensavamo che se andessi di Castello sia capitale, dei Sardo, rispetto di una parte in manna, o come esempio, poi a Fortiai, ma prodotto poi ufficializzare l'impero del Susardo. E pensavo fino a un'altra cosa, che si è giunta a questa idea finza da ora, non ha fatto tutto ciò che poteva fare con Susardo. E dunque, forse non c'è credi, forse si dà il muro, forse si dimentica di avere pago potere, una cosa che non conosci, che non puoi controllare. Pensando sul nostro, pensavo uno scanto punto su che potevo fare in lettura dei grassi che si spende a costo zero, posso usarlo. Noi teniamo su finanziamento del 482, su lei che sapevamo prima, ci sta donando un finanziamento per avere in Castello su ufficio di San Lingua Sarda, con annualità di 2012. Se usa il ritardo, ma non storta, sa pur quando è la nostra, ma nessun ministro. Teniamo su questo dinari, sul finanziamento che su già RC, sullo sportello non è mai partito. È serrato ancora. Poi te che è serrato, se lo precontenti, tu volevi uscire, poi te che è serrato, teniamo su dinari, sul finanziamento, andiamo su bando, un carico di teglio si deve fare questo bando, non c'è nulla. Se usa la schede ci perde questo dinari e non ti fai nulla, non lo vedi, l'ufficio di qui. Questa è una colpa questa amministrazione di oggi, di quest'ora, su comune di Castello. Dunque, noi su vedevo e volevo di questo ufficio sovergere, con criteri trasparenti, naturalmente, con un bando pubblico, ben gestivo e tutto quanto, e volevo che questo ufficio faccia da una cosa, che deve fare questo ufficio? Deve fare traduzione senza toponomastica, cartellonistica, visibilità di questa lingua. Traduzione del suo sito, del suo comune, del sardo, ma noi usiamo presenti fino a calcolazione una neosa incisiva. Se ho presenti che su una ballo deve essere sensibilizzazione, ma si impero questa lingua in spagna pubblica, con gli amministratori, i funzionari, i politici, in contesto formali e ufficiali, anche su sardo sia lingua veicolare e tutti i servizi pubblici anche attraverso il comune, il mezzo, e fuori dei contesti ufficiali e amministrativi. Noi siamo pensando di prendere su conto che a Castello rispetto a parte in mano di questa battaglia della lingua, che il comune si deve attivare, poi ci vuole in mezzo e privato oscuro. Privato si può essere bottegas, delle insigne, delle etichette, dei prodotti, ma fino a noi si pensava sulla stage, a Cagliari il calcio. Tanto bene io da po' di fare un bello slogan del suo Castello in sardo, o una maglietta del suo Castello con sta scritta in sardo,
di sicuro, più di 1000 conferenze, articoli, articoli scritti su una maglietta di Castello gli da poter fare bene, posso usare. Un'altra idea gli da poter essere sempre con privato su vettori della mobilità pubblica, su spostali, su pullman, in Castello con si iscritta Sansara, o altra visibilità di cartellonistica che potevo pensare di attivare, però non la senti tutta sprivato come ti ha fatto, su parte, ma volendo in mesi a suo comune come a parte attiva in questa battaglia. Io pensavo fino a arrivare in grande a Samanna, come ti non sul centro del Mediterraneo, io pensavo che a Castello gli da poter essere sul luogo di concordare un grande festival internazionale delle lingue minoritarie d'Europa e fino adesso questo non è a costo zero, questo gli da volle va trovato dell'investimento, del denaro, una cosa che si vuole pensare in tempo lungo, non del fare garage e postirarsi, però se la nostra è che Castello possa bene a essi sul luogo anche minoria linguistica dell'Europa e del suo mondo si possa attuare vivi e concordare strategie comuni, poi in lingua se poi se realizzati insomma. Altra cosa che ho pensato, questo lavoro non è a costo zero e che si usa ancora pensanti, è stati di bilinguismo. Cos'altro succede? In Trentino, in Val d'Aosta, sagata da un'indennità, poi si può dare due lingue. Si può dare questa lingua minoritaria, non su sardo. E c'è spurga con su dinaio e si fa tutto. Si salva il centro su storico, si salva questa lingua pure. Non deve pensare che questa è una cosa curiosa o strambella. Si tagliano pure, funziona e cammina grazie agli investimenti di dinaio che ci sono su Stato italiano. C'è tutto il mondo, statali o minoritari. Dunque, Casanoso si spensati, si è successo tanto adesso, di attivare questa cosa poi sardo, sinderirali di bellissimo. Questo serve di donare prestigio pure a questa lingua. Perché su sardo poi e vi rendi una situazione di diglossia. E sanare sagata dalla lingua italiana che deve prestigio sociale, e un'altra che vivente sul proprio luogo e sono friendly. Questa trasmissione intergenerazionale si è primata e la serie di tutti i contesti, formali e fino a informali, contesti amicali, disamigos, anche alcuni scuri c'è questo intendere italiano. Dunque si tocca da pensare a interventi su azioni forti, che qualcuno da funzionare, che si spende nulla per fare grazie a tutti. E altre, come tutte, umane, che deve spostare in conca, deve progettare questo grassi, questa lingua usata, vi do dannare, questa è una ricchezza. Ci deve stava crasi. Però sì, italiano non ci deve più poco essere usato. Grazie. Vosaltros conoscete Santa Teresa? In Piedi, da conoscere. Santa Teresa è un luogo un po' come di Santa Elia, c'è tutto un mezzo popolare, come la cosa deve essere un luogo difficile, prendono le difficoltà. Una volta se andavo con Nicola a bere un compagno da traballo, che teneva una condicetta di cui via da pescatore, che poi traballa con un mese a regione. A bere tenevano un problema in domo,
E a sentire era sempre lei tutto un vago circo. E io si iniziavo a pensare un'altra cosa, un'altra persona, de Sardini come quella, scendi in sardo e se uso a capare amico. E questa è una delle verità che si è usato. Che non lo intendevo in televisione, non lo intendevo in Cisco. Non mi intendevo in mera, se no, non da intendo che sul babbo, che sa mamma. Mera, se no, non niente. Sul babbo, sa mamma, che vuol dire in sardo, entre isso, e in italiano un noso. Però questa parlata che è ancora una cosa, una emozione, quando ancora intende di una poesia in sardo, un conto, una canzone, e dona un sentito di amicanza. Io studiavo su sardo, a Puligio, a cui iniziavo a leggere in sardo quando vengo di stare in Germania, a 22 anni. Antes in Castello non avevo mai letto un furetto da sardo. Quando si andava a fare Erasmus in Germania, iniziavo a pensare Marco del poeta da sardo. In Germania, no, nulla. Però, mera del mille convegni su cosa, mi insegnavo i scastellaius, quando poi iniziavo a poi pensare all'inizio, questa cosa che contavo a sintesi. Un ovocolo può essere un ovocolo, e non del peso basso può usato, poi si può usare questo io, non tieni una idea dentro. Un ovocolo può essere un ovocolo scelti che tu hai amicanza dentro. E noi in Sardegna questo si può fare con Susato, a parte mio non si può fare con l'italiano, non si può dare, si ingresso, si italiano, stare al lavoro, e noi a 40 anni o 50 anni si può essere su cinese, quando uscire, su spagnolo, su castigliano, su catalano, che si tratta di catalano, però perché da fare su usato. Non ci ero in 50 anni che ci avessi italiano, inglese, catalano a Bruxelles o in Frisia loro. Però noi da fare usato, poi che ho letto vai scopro usato, perché da fare usato. È una cosa semplice a donare e mera più difficile a fare, non su questa coalizione che tiene di su già su in sardo, che può dare in sardo, esatto su tiene di poteri e non antipatico. E noi potete agattare tutto in sardo, questo programma non c'è nulla di strambello. E tenere su un programma che un piano strategico possa riguardare e usare un medio e usare le dichiarazioni programmatiche del sussidio del Castello antessi di Sardo. E quando io andai in Italia o a Bruxelles, una parte di questi personaggi in Sardo, sceglieva una parte di lavoro, però poi comprendi che se io sono amico su dei dottori, però di salto su dei essere amico su dei nostri, non è che per questo fare una cosa scegliere, ma tu stai. A posato, io lei si può dare in inglese, in italiano, sardo, cosa si vuole. Io lei si carica di una cosa per contare. Yes. Ok. Però una cosa, io sono un conesso, no? E quindi penso da un'altra parte della Sardegna che non a Castello. E fate iniziare con le scrivere di quali parti stavo pegando scusato. Chiedi intendere che sapere la lingua sarda e che sa fonti grammaticali, scolastica, popolari, tutte su sardo e il sardo non è sardo.
sta regola questo tu non arriva a domanda, secondo te sul connesso delle nascite, però delle cassettaggio e delle lezioni. Quando da solo non mi riga dopo cassettaggio, quando vegano mi riga dopo sul connesso. Non comprendo quello che adesso vuoi più giusto della ma tra l'altro non l'avevo mai scritto su Zero, ho potuto imparare mamma mia, il bambino. Poi una movida che dirà una cosa invece un'altra cosa, dai, già dei in cui comincia a imparare a fare sulla lavoro di e quindi c'è qualche confusione in questa cosa. Cioè, una domanda è scritto questa cosa nel saggio. Milioni. 5 punti però a regola, ortografia, i punti distinti, non punti in mezzo, punti no, i 10, 11, non punti in mezzo, I punti ma che grammatica già fatta, i punti decisivi, punti di allegro su vago, su cassa, con allegri che si poi il vocabolario sono ci punti già. Piero, 5 punti. 9, 10 a regola di ortografia, chi ognuno del PD conosce può scrivere in sardo, ma punti vago, Pusti si deve usare, noi 10 a regola, ognuno può scrivere su sardo di opere. No, tu dici, se puoi tendere, casa di una cosa del punti. Non la mia è di Susa Sareso, bambino è di Sareso Sareso. Però, dico, io ti spiego una cosa. Comunque, questa traduzione non l'ha fatta a te, però è scritta. No, ma così come ti stava fatto, no? Ma curiosità culturale, continua La stessa risposta di Donato. Questa è stata risposta. No, non l'avevo fatto te, questo lavoro, l'ha fatto un amico nostro, un compagno. E si è scritto in capitanese, se sono in capitano, come ti devo dire? Certo che si scritto in capitanese, e poi capitano. Il dibattito è lungo, sono usato autentico, che vi causa di lingua ufficiale, oppure vi causa sa lingua degli vita, di che cosa spiegare? È ufficializzata. Scusa, che mi permette di questa domanda? Non è polemica, Sammy, è una cosa da No, puntualizzare. è legittima, però non è che si tratta di uno sardo vero, esatto, bravo. Appunto. Tutto è sardo. Poi, storicamente, questa letteratura è grazia in capitanese, dopo l'ho scritto, e non so che sono scritto. Poi da una carta se una lacca tra capitanese e dopo l'ho sul verbo stato scuro, ma che questa capitanese è stata chiesta da sul dopo è stata messa in mezzo, no? Appunto, certo. Però tu sei poi da sta ragionamento scritto è una cosa diversa, ma però no, sta questione non è usata già da noi, sono tanti fatti già che si scrivono in stato. Scrivendo questa capitanese e questa locutoresa. Cioè, quando sul tenore dell'orgoso canta da salvatoresa, non canta da sottolesa. E c'è tutto quando uno castellai, uno decreta, si muove scritto. Chi è questa capitanesa, non scrive questa nuova decreta. Cioè, la carta da già è un substandard scritto, semplice, questa capitanese è la salvatoresa. No, su se il capitanese è spiegato sulla capitanese. Non so come parte sempre espressa sulla schiera della poesia, parte schiera del cantore. Cantata a sorpresa, no? Cantata a sorpresa. No, ma c'è proprio sorpresa che la gente ci viene proprio a cantare come sorpresa. Insolvono, però. Certo, uno di organizzativi di questa vita di imparare sul è chiaro che è solo d'oro, che sa planaccia, ognuno ha questa differenza sua. Ma se la nostra è questa fase è questa. Poi io ho ispezionato di uno standard, di un processo magari lungo, dei gestivi bene, conoscendo i sardi, la sociologia dei sardi, del progettare in un tempo magari più lungo, ci chiedi di sta gente in pari, non della buona accettata. L'importante deve essere la pratica di questa famiglia, non ti nasce, saliva da imparare a me.
forse troppo tardi, per esempio nel 2016 quattro masco doveva essere stato, la storia si invece la traduzione. Si anda in tempus. Cioè, porosi scambia sa cadere camminare scusate, questa scuola e sa comunicazione. Sa famiglia pure, però se si riprende su dritto, ti fai un babbo se mamma. Ma pure questione, la gente si precucia poi da scusate, c'è così, cosa devi fare? E non so se sta ballando per cambiare risposta. Ma ricordo quando si arrivava a Castello, ci avevano portati dei sorpresi, veniva tipo uno, oppure veniva dispersata, Buzzurro, Gallonetto e cose del Però in salvo. no, fino a che era una bella passione con Castello, e pure in Natale Gallonetto, però di questa Maria via Sicilia, però mi ha squadra più frasi su una per la gente si deve stare a venire. Esatto. Ragazzi, sei in diretta, Ci si sono scritti, 20 anni su questo un teatro che non hai una cosa, con i preguntas. Però grazie a Sara, surrando un po'. non era oscuro da Castello, non è un'ama. E sono a cercare di tenere una storia di Guasana, ma una bella, di autori, si cantatori, si poeti, si cantanti, si calcoli, si ci noi pure, mi sono. E tu Casano, è solo un deserto Castello come in Tisoli in cui fai grei. Anzi, si tende una storia a manna in Guasana, e di corso a Marolla tocca da muovere a partire che deve fare calcuna cosa. Poi io ti spreco un like, già rispondi di Enrico, sì, sono così. Due galincuri noi che non conosci di Aquilino Cannas. Aquilino Cannas è stato uno dei Prusmannus poetas de Sardegna del Novecento e tu a scuola intendisi de Pascoli, Leopardi, Ungaretti, Foscolo, tutti i poetas italiani, che andava bene, però un po' di essere qui si nasce in Castello, non usciva, sempre contento, non usciva, però. E non tanti, mai now, uno vuedo, a pizzo su de Aquilino Cannas. È un poeta che tu dici, è uno spanto, vi ha detto, vive in Castello dopo 60 anni, 70 anni, 80 anni, è molto devago, è molto nemmeno, però canto Fiorentino tanti riconosciuto come uno dei poeti romani di Sardegna d'Italia puro e scrive in sardo. Precisiamo che la Cracavia del 1911 nascendo di Castelli della famiglia del Castagna e lui fu un grandissimo poeta che fu in lingua americana non è simile al Cantagalese, ogni quartiere americano deve un suo accademia e la sua dissimilitudine con i quartieri. Ma volevo richiamare l'attenzione sul fatto che i condati del 1200 erano scritti in lingua europea, no? E così anche la carta di loro, a cui sempre non c'è più una versione scritta in lingua cantagalese. Quindi la lingua originale è la lingua ludovese, che è la lingua romanza, che si presta peraltro molto bene alla poesia. E quindi sarebbe bene di costruire questo patrimonio millenario attraverso questo processo di omologazione comunica universale, processo difficilissimo. Grazie a Renato, noi diventiamo su fotografo del Castello Città di Capitale. Abbiamo usato originali della scelta, no? Esatto, impara a silarsi di dopo, no? Esatto, impara a silarsi di dopo, ma a tenere differenze tra le lingue,
andare c'è su Dovere, c'è su Capitanello, c'è su Lussato, così come da fare. Certo che questa questione si deve adattare uno standard, una forma di appartenenza alla volta, io ti dico che c'è 40, 50, 100 anni, ma non c'è parere 50. Allora, non mi sono questo problema. L'uomo non ha potuto mera, in scuola lavoro, stamattina sta in maggio, quindi quella razzata. Ha potuto questa fortuna, però manca in fiera un protagonista, l'uomo, l'uomo è fatto, calcolo due, l'uomo è proprio civile, sarà Luca, però parlando non mi sono posto problema, mi sono posto a cercare di dirci, di imparare, di studiare, su questa mancata. E noi dal suo punto di vista imparare di questo in domo devo che sono usato e poverina che sono italiano e ha preso che sono il prenoso e lo stipuso. Io sono ragazzavo, mi sono una pagina di subito ha scritto che in italiano, su più tenia competenze del basi italiano, plus manas adeguate. In domo può essere intendo usare. E questo è un punto con me infortunato, intendo cosa che hanno il futuro. E non mi sono questo problema, manco tanto, su di più iniziavo a scrivere appuntizzavo questa parte di facile, sta messo sul cambiamento, sapere mia c'è scritto sul cambiamento. Ma a Conai, ad esempio, qui a Subittivo e scuola pensa finalmente, se lo fai usato in questa scuola, che a Subittivo impara magari sull'usato diverso, ormai non c'è questo problema, anzi, nella scuola devo dare e non creo manco a questa storia leggia tutta zammara che non si è tutto denari non si comprende da fare io sono corretto sul confermo e non ci creo manco che quando si parla non ci creda chissà tu così ben discorso non si comprendesse non ci creo ma non ci creo uno spaziale non ci creo non ci creo non ci creo perché sono vari che anni studiando ho fatto salvo su corso regionali escurso su punti dentro non della Capitanello punti dentro su Tenugorese punti dentro su Teolola su tutto che ha occupato di dentro di uno non l'ha e devo imparare a scrivere su Zardo ascoltando una non l'ha io non Capitanello e non tengo manco l'alfabetizzazione capitanese è un problema della sicura chi sa imparare ed è creo che sia una posizione politica grave per far accettare il salvo sul nome di solo e non decidi che si sia questa lingua di si raggi dell'uso a non sulla cristiana. Posso dire una cosa, come dite insegnanti, voglio dire che un insegnante deve imparare da questa lingua. Ma l'obiettivo intrassessando sugli scopi non tiene l'alfabetizzazione sacra se io sul nosuso cioè questa scuola che decide questa alfabetizzazione cioè a tennis la lingua unica quando è che su italiano ha fatto questo brinco per lo smanno a Innantisi e stanno a esame su 40 in Sardegna si può dare sul sardo, si può dare sull'italiano, su brinco da fatto grande sull'italiano e mentre si scopre e su fascismo de oggi pensa a sempre la lingua che comanda di Sardegna e si italiano ma c'è una differenza comunque su di ora l'idea non mi sono posto il problema questa volontà di mia devi stare sardo e chi più tenga a studiare e si studiamo senza che con questo problema che il sardo questo non va bene ci fu chi sa regola
tra l'altro, che volevo scrivere, aveva la pistola, aveva l'accento, i punti agualisi, in sa norma capitanesa, in sa norma di sa regione, e sanno adesso non c'è più differenza. Io mi sono posto, che devo studiare, a cui questo è l'SC, a cui questo è la norma capitanesa, la norma capitanesa, con sono normato da scrivere, ma che quello che studiare sarà l'SC, scrivo sarà l'SC, e me la nanta sa che non è stissato, tu fuori lo stato, tu ti scioperi tu, e allora in italiano non ti spiego un'amica con saccento, è uno sciopero grafico, no, ma scioperato del mondo del sapposto, ma ci vuole 80 trasporti, e si sa in italiano, del fuego, del cifueto su di tutto su male si sentire. Poi pensate, non potevo ottenere una lingua standard, tutto il discorso di locutore, con tutto il discorso di locutore, con tutto il discorso di capitani, ma che si nada bene? Se su noso, in tre noso che si nada, no su capitani, su egli, a robusto, no, ma è su locutore sta lingua vera. Io non ci credo, io volevo che, come lanciavo Enrico, Susato volevo traguantare, cosa che immaginasse la condizione di Parigi, quando si sono avveniti, non si sono avveniti quel poco, si sono avveniti cultura, e sono beni immateriali, sta condizione Parigi è una luce. Sta terra nostra, i nomi degli occhi, sanguinato su cosa nostra, non sono interessati. Tutti sanguinato su cosa nostra, che tu non senti interessato, non si manca una cosa. Isloro, Montepino, Pauli, tutti i locus chi sono interessati, non potevo dire questa cosa. Pauli, ti calincun sciare, calinare Pauli, manca qui. Non ti attacca a scrivere tu, no? Vabbè, ma buona. Ecco, devo dire di studiarvi e mancai. Questo punto come è sempre il corso. Cari lo mette in bastardo, voi non lo potete assumere. Cioè, se vengono un inglese o mi adesso usato due cose, no, sono messo un giapponese, sono messo capitanese. Scegli una cosa e poi sei. Se no, poi te ne tu una questione, se devono poi. Poi te sapete questa differenza. Ma io ti comprendo. Perché non aveva una corporina cedierina, non aveva gaglia, è capolina di gaglia. Non fu di problema. No, non può dire il problema è istituzionalizzare una lingua da volere che imparare in scuola. C'è una bella differenza. No, devono sempre. È una bella potenzialità, devi preparare gli insegnanti. Sì. Allora, posso dire se tu spendi un corso pure, se tu spendi il male. Ma secondo me è bella male. Questa vostra formazione me la insegnate da... Che da una parte, che da l'altra, non ci pensi con te. Ma devono un esempio, lì a voi, noi abbiamo detto questo italiano, questa formazione italiana, abbiamo detto c'è questa formazione sarda. Ma voi detto, non vedete l'uso nel male. Una cosa Invece siamo dentro su sardo e su inglese. Poi c'è un'altra che si fa inglese su sa scuola. Non è vero, l'italiano è stato su l'inglese poi classe elementare della scuola media superiore fatto inglese. Non è vero, non è vero. E mi rifero a essere dentro su sardo e su inglese come si aspettava. Come confrontare con sul mondo cosa mia in domo, in sardo e con il sardo su inglese. Poi per il detto di suonare le cose belle con un cinese, non questione italiano, è costretto a questionare inglese. L'italiano ha dei lingua non fa come puoi dare il suo mondo, non fa come puoi dare il suo mondo. Suo compagno che le preguntavo, te puoi dare? Allora, io parlo in italiano perché il sardo lo uso solo quando lavoro, per parlare con le... nella televisione. Uso il sardo solo per lavoro, per parlare con le zie quando vengono, per spiegare le cose, devo usare il sardo. Allora, intanto se noi chiediamo se quello del paese di sardo, ti diranno il gusto funtimacus, no? Per cui questo è un principio. Mio padre, per esempio, che è bittese, che era bittese, è morto, cantava in logudorese, si esibiva nei canti logudoresi. Quando io parlo con un barbaricino, stranamente riesco a parlare in barbaricino, un po' perché lo conosco, ma un po' perché è una lingua che comunque riesco a praticare. Per me il cagliaritano, nel senso che per me è uno slang che io utilizzo tutti i giorni per parlare con la gente. Avrò un vocabolario di 200 parole, però lo uso.
la mia lingua base sarà l'italiano, ma io uso il sardo. Per cui se si usa, secondo me, diventa lingua e diventa lingua viva. Perché vuol dire che tu un termine che normalmente non usi, non dici sa bicicletta, dirai un'altra cosa. Utilizzerai un termine che si adegua volta a volta e che ogni volta diventa più moderno. È importante che i ragazzi studino i poeti sardi, gli artisti sardi, la musica sarda. Il teatro dialettale non mi fa impazzire, però ci sono delle forme alte anche di teatro dialettale, non è tutto popolare, c'è anche una cultura alta e una cultura popolare sarda. Il problema è che non la valorizziamo. Ecco, una cosa che mi ha incuriosito è quando lui ha detto che sardo è lingua minoritaria. E a me quella parola non piace. Sarà probabilmente un termine tecnico che descrive qualcosa che io non conosco, però minoritaria non mi piace. I sardi parlano il sardo, poi qualcuno lo fa male, qualcun altro lo sta dimenticando, qualcun altro non lo utilizza più come strumento di vita, però secondo me minoritaria ci toglie un po' un pezzetto in più. Forse dobbiamo usare un'altra parola meno... Saprei si intitola da 10 lingue minoritarie, però se devo dire che la pure lingua minorizzata, poi sta esistente minorizzata del Stato italiano, ma lingua compressa, lingua... minoria. Lo sapete, non so dire come si chiama, però Grazie, Gianfranco Bruno. Altro? Beh, io voglio visualizzare, ma l'Erasmo. non c'era nessun meno. Oh, già c'è l'ennesimo. Vivo un castello da 30 anni, però se lo campinanesimo. Però cosa non hai? Ci traballo che per a te prima, molto in pensione. Gente in mera, dopo militare di carriera, sceglie che si lascia pensare, per tempo vivo, di ciocchetti, se vedo se Sardegna, che rischiano di danzare per comprare, rischiano di danzare la difficoltà. C'è più gente che sono militari dell'euro, ma che serve solo per le sue storie, per essere agricoltori, cioè non siete abituati a vivere in quanto mondo, quindi già esce che non si usato, che è importante per le persone che pigliare se spostare in un altro luogo forzatamente, non è che vi hanno una scelta dei passi militari. Quindi tornare a questo essere usato è una cosa bellissima. Tu sono difficili a descrivere, sinceramente, io, un papà mio, mamma mia, un parente mio che sta nel sale, un po' non siamo abituati, quindi castello. Purtroppo una cosa del funare. A figlio mio se non sanno parlare che sta nel sale. E questo mi rende conto, a 60 anni, no, ma chi adesso che ti sia un parato stranzato, ma cosa non può scienza? È meno importante. Tant'è vero, sta tradizione con amico, sono domo, che ho cristianetti e certe cose non si può traducere. Per esempio, chi di osato sa mai intendere una liba de fragaglia, ci esigiamo liba de fragaglia, e di mettere usciti, potevamo dirmi, sarebbero 400 grammi di zuppa, che è un termine prettamente sardo, che si usava nella mia zona. Oggi come oggi, terrata. Cioè, tutto questo tempo, punti sparesi, non esiste più. Quando non si arriva su cucino, si arriva fra divi, non si arriva a cucino devo trasformare in osso. Ma va, no? Cioè, il giocato di ore, proprio non da bluso. Non da bluso. Per esempio, ormai si era tutto sul nonno, mentre invece che la ghiaia. Cioè, tutte cose, che molto importanti ed è tornare. Non solo prima, con grande difficoltà, perché uno non è abituato, non è che... Un'altra cosa, in Susato, certe cose, quando bisogna erba, devo usare l'uscire, ma italiano non riuscire, tantomeno in linguaggio scientifico, quindi tutte cose, secondo me, è meno importante. Chi tocca a tornare a fare e c'è uno sforzo davanti di loro. Grazie, Benigno, vuoi essere anche una cosa? No, volevo dire per quello della lingua, non per dire un'altra cosa. E se che sa è questo di un poeta castellano di scrivere in sardo a cui
Ma c'è stato un sindaco, Manu, che è Ottone Baccaretta, che scriveva in sardo. Mi ricordo una poesia che si intitola Lugoli. E qui si potrebbe anche tradurre Lugoli. Come si traduce Lugoli? È chiaro di lui, non è una parola. È un concetto. È un concetto. Sì. Ottone Baccaretta scriveva in sardo. E non ti contavo, per esempio, con lei come ti cambia da questa situazione? Don Paolo De Magistris puoi dare a un sardo perfetto, desdenoso, scusate Castelli, però non voleva da manco intendono poi versarlo in consiglio comunale. Una volta il figlio Pilleri, che è il nome di Castelli Città dei Capitali, Ali poi dato in sarda una goglia e ha fatto un casino. Una volta Ali provavo a guardare in sarda in consiglio comunale, non ha fatto guardare. Dare boga sa parava. Con me come ti cambia sul mondo. Ottone Baccaretta ha scritto un libro sui sardi. Forse si deve 80 anni, un uomo che ci dirà, guardare bene in me. In sardo però pensate a chi sul mondo ufficiale non si poteva scrivere e guardare in sardo. Cada stessi sindaco, poi chi stanno in sardo. Io da cui guardavo me la porta senza sardo in consiglio comunale. Dichiarazioni programmatiche anche in sardo. E tanti comprendi. Già comprendi. Lo posso immaginare se assessore a salute. Parli. Altro. Ti guardi che ti guarda scendere il maschio, come te. È pregustoso. È un cantatore, non era Uno cantante. No, una cosa che ogni tanto è una cosa che mi viene in conca di questa questione è la questione del sardo, della lingua. A parte della lingua c'è una cultura, c'è un uomo, c'è sempre una cultura, c'è sempre un uomo. Luca sa, mezzo anche fatto questo esempio, no? Ma questo voglio come ti dove la voce? È come accetto come ti portare un po' su cinese, su inglese, ma su spagnolo, su francese, eccetera. Non sempre troppo si traduce no? Tant'è che mezza sanno ha fatto appunto questa cosa, no? Arrivi, me lo sto spiegando in questo no? Ma a parte dei corsi c'è una maniera di dire sul mondo, che questa maniera magari 200, 300, 100 anni fa, e questo quello è vestito, si usano per sempre questi uguali. Certo, sono 200, ci dà solo milanese, ci dà solo vigorese, non ti ha usato da eroi. Commenti, accettato come ti usato sul 700 è diverso meglio. La questione dell'immagine su usato il brano dell'italianismo, no? Proprio adesso che cambia da me, no? Cosa di questo vuoto c'era una maniera di dire le cose, che era le saggi che viveva di suo dunque se non su cosa finta che non esiste questa maniera di esprimersi eccetera tutto canto se su finta quello che non c'è su che non c'è neanche così quando stare in arena un altro pensando uguali di arena cristiana su usare dai donate cristiano da usare e sapremo qua non c'è nulla da più importante non c'è questa cosa importante parli mio uno con questa cultura c'è gente che si vuole espandere il conca prendi i popoli nativi che stanno per ma là che non mondo non si bello sparesse un popolo e non ti dice e non si muove mai con tu su da dove è questo non è un uomo che comprende che si popolo è un possibilità di comprendere che sia per cosa stare su cosa sua su retto e finza di vivere in una terra che su delle tele su delle cibi. Questo pare che sia una cosa che è già che ha detto su 100 scientifici, no? Secondo me questa è una cosa importante.
Ruschidotto. Mi piace sempre che a capo sempre un po' di questa questione, magalizzato, eccetera, no? Penso pure di questa questione deve essere mia, no? Devo sempre imparare a usare il capitanesimo, il capitanese mese, che babbo e mamma, poi da scelti salvi in domo, e abbiamo il capitanese meso, in cassetta appunto la cassetta Marolla, e questione, ma tu che senza conosci gente, no? Di Goresis, eccetera, Barognesi, Baricinte, Sulesi, no? Devo, se pensa che appunto devo comprendere che è una cosa da un lavoro, quindi se non Goresi, mi capita di andare in Unisi, da che lavora una cosa, no? Mescamente cambia situazioni, via, eccetera, no? Si pensa che questo lo comprendo, poi capo imparo su Barbareci, no, lo comprendo, devo usare, non Goresi, vicino dalle cose che sia, poi da ci conosco bene, comprendo perfettamente su Barbareci. Usate uno. E lì, varianti di cosa sua, no, c'è la lì, tante che ci deve puntare la scuola, ma non è che è una lingua che esiste, una lingua sarda, ma che così abbiamo origini sarde, matrice, corso, sudata reso puro, ci può utilizzare Scambio Fortino, tante narrati, no, ma perché esistono su standard, da un dato Fortino, ma è puro, cioè, è strano. Perché ci cade a fortiare di ogni variante, poi con questa variante che si sono, no? Che veniva a ben di patata se capitani, noi andiamo a ben di altro, quindi come si fanno a sapere se cogliamo, così, non che siano né standard, né italiani, però né inglesi, così via. E che non veniva spoeta, se bene ancora, quindi, veniva proprio 100 anni fa, vedete, se riguarda sono deciduti in guspoli, che sapete, mamma mia. Ci diventa bene spoeta lo dovrebbe, questa razza vi apprena, non vi apprena, per lo spicciato. E poi la riesco a fare questa cosa, se non per realtà è bene. Grazie. Mi serve ricordare c'è stato un professore giapponese che si questiona su usato un metodo del dottor Noso, forse anche di Ivo, scusa. Perché questo ha fatto un dizionario sacro giapponese inglese con le varianti dei sabbia, del sardo. E quindi è un interesse che la nostra lingua su sardo internazionale. E questo mi questiona su sardo. C'era la sorella di Mariella che lo conoscevo, Mariella Montigi, che si trova a disagio quando incontrava questo signore all'Università di Tokyo che parlava il sardo e se non si dia che non sul sardo. Infatti lo dicevo. Una sua intervista alla televisione, parlava, io sono nuovese, parlava questa è una dici lunga sull'interesse degli stranieri per la lingua romanza, perché abbiamo anche numerosi altri studiosi fino alla scorsa che non è sanno, quindi di uno di Marcello Linguisti. No? Perché mi scrisse numerosi libri su questo e il vocabolario, addirittura i pezzi in uso, no? Tutti
Spagna, in Pisa, in Sassari, e comunque costituisce un patrimonio per l'umanità, soprattutto per noi questo anniversario, dove ognuno sarebbe bene che continuasse a parlare del suo sangue, perché se ci imbarchiamo in una discussione sull'omologazione dei vari dialetti, no? Un'unica rimane, non usciamo più. Nei nostri paesi già 2 chilometri di distanza parlano un sardo diverso, no? Hanno questioni diverse, del vicino di casa. Invece sarebbe utile un'operazione di recupero del sardo antico, diciamo, perché ormai molte parole sono state italianizzate. Ad Escolta, dove io vado spesso, si diceva Ianna, una norese, ora si dice